Abbiamo fatto un'analisi, ci siamo resi conto che un OS prende in media 1.100 euro al mese se è un tempo pieno nel privato che possono essere cooperative, case di riposo, mentre se andiamo nel pubblico già lo stipendio sale un pochino, ma parliamo di 1.250. Mentre se parliamo di un infermiere partiamo dai 1.250 nel privato per arrivare circa ai 1.600 euro nel pubblico. Alla luce di questi numeri la CISL lancia l'allarme. Se non si adegueranno gli stipendi di infermieri e OSS, il rischio è che sempre più dipendenti lascino il pubblico per il privato in una situazione in cui c'è già carenza, senza contare i pensionamenti. Nei primi mesi del 2021, quando il fenomeno delle uscite per andare a fare la libera professione si è accentuato molto, solo dalla rianimazione di Mestre se ne sono andati via 5 infermieri di quelli anziani non tanto di età, ma anziani nel senso persone con un grosso carico di esperienza professionale, quindi colonne portanti in qualche maniera. Chiaro che questo fenomeno mette in crisi le unità operative. Confrontate con il reddito medio di altri paesi europei, le differenze sono notevoli. Un infermiere italiano del pubblico si attesta sui 28.000 euro lordi annui, mentre in Lussemburgo, ad esempio, si parla di una media di 82.000, in Germania di 54.154, mentre in Francia di 39.787 euro. Una volta avevamo gli infermieri rumeni che venivano a lavorare qui da noi perché prendevano più soldi, adesso hanno cambiato rotta e vanno in Germania. E se non viene fatto un investimento, fra un po' il problema diventerà di tutti perché negli ospedali e nell'RSA non ci sarà più nessuno che potrà assistere i nostri anziani piuttosto noi quando staremo male.